Siamo nello studio dell'avvocato Riponti, responsabile di una rubrica del nuovo portale online di qdpnews.it che si chiamerà QDP Conoscere. La sua rubrica, Avvocato Riponti, si chiama Medioevo Veneto e siamo qui per tracciare il percorso che l'avvocato affronterà per i prossimi approfondimenti che faremo nei mesi che verranno. Ecco, avvocato, ci racconti qualcosa? Quali sono le tappe di questo itinerario culturale, artistico, architettonico che lei affronterà? Su questo tema in particolare vorrò dedicare una serie di incontri di QDP Conoscere. Il primo step, la prima tappa che mi farà piacere andare a scoprire è legata alla famiglia importante trevigiana dei Davidor. Giovanni Davidor, in particolare, fu un grande cavaliere che partecipò alla prima crociata e ha lasciato al nostro territorio una eredità straordinaria, che è l'abbazia di Santa Mona Davidor. Ma a pochi chilometri di distanza c'è un altro sito di grandissimo fascino, un fascino estremo, che è il santuario di San Vittore e Corona. La seconda tappa tende a chiarire i ruoli e i profili di quelli che erano i due insediamenti fondamentali religiosi nel Medioevo. Da un lato le abbazie e dall'altro le piedi, che erano le grandi chiese battesimali che andavano in qualche misura fornire un punto di riferimento a un'intera comunità, punto di riferimento religioso, ma non solo. Per illustrare questi due concetti useremo due splendidi modelli. Per le abbazie Santa Maria di Follina e per le pievi la pieve di San Pietro di Feletto. Una terza tappa la vorrei dedicare alla famiglia che nel nostro territorio ha esercitato attraverso i secoli un ruolo di potere e di cultura assolutamente centrale. Si tratta dei Collalto. I conti principi di Collalto ci hanno lasciato due splendidi elementi architettonici di testimonianza, i due castelli, l'antico castello di Ensedisio I a Collalto e il castello di Rambaldo VIII il Magnifico a San Salvatore di Susegana. Attraverso questi due siti andremo un pochettino ad approfondire quella famiglia. E un quarto tema che per me è molto importante è il tema della presenza degli ordini cavallereschi nel nostro territorio. E naturalmente si tratta di temi di approfondimento che andremo a sviluppare con la loro ricchezza, ma tutti in prima mano. Avremo sì una grande attenzione alle fonti, a quello che è stato scritto, a quello che è stato commentato, ma andremo ad osservare anche in prima persona, perché uno degli scopi di QDP Conoscere, secondo me, è proprio trasmettere cultura viva, non cultura polverosa. E sarà questo il nostro obiettivo, il nostro scopo, e noi la ringraziamo. Grazie mille, grazie. Grazie infinite.